nome dei tuoi 4 nipoti, Davide, Riccardo, Kirill e il sottoscritto. Un grazie tanto semplice quanto grande e forte, proprio come eri tu. Fino a quando il corpo te l'ha permesso, eri lì con noi, a passeggiare in azienda e a controllare i lavori, perché con il tuo occhio attento, la tua precisione e i tuoi suggerimenti ci hai sempre guidato e insegnato tanto. Voglio dirti grazie perché sopra le tue gambe ho cominciato a guidare i trattori, iniziando con quello che oggi abbiamo voluto portare qua fuori, e soprattutto ho iniziato ad appassionarmi al mondo dell'agricoltura. Mi hai sempre insegnato ciò che sapevi e passato tutti i tuoi trucchi del mestiere che oggi utilizzo quotidianamente. E come sei stato la mia guida, lo sei stato anche per questi 3 ragazzi che sono qui con me. Noi possiamo salutarti felici di aver avuto un super nonno e tu da lassù potrai continuare a guidarci insieme alla nonna. E per favore dalle un abbraccio e un bacio da parte nostra, i tuoi super nipoti. Ciao nonno. Caro papà, siamo in tanti riuniti qui ai piedi dell'altare per darti l'ultimo saluto, quel saluto che non avremmo mai voluto darti. L'altare ha scandito la tua vita ed ha visto prima il battesimo e poi comunione eccresima a Cona e Conetta. L'essere chierichetto per lunghi anni fino al militare, dove hai fatto da attendente al Monsignor militare, poi il matrimonio con l'amatissima Franca, il battesimo mio e di Francesca, l'ultimo saluto ai tuoi genitori Elsa e Gino. A Maria, la tua fede granitica e la grande devozione a Maria ti hanno sempre sorretto e dato forza in tutta la vita, anche quando 5 anni e mezzo fa una ischemia ti ha fortemente debilitato e tolto definitivamente la parola. Non ti sei abbattuto, hai continuato a vivere con gioia la vita e dopo pochi mesi festeggiato il 50° di matrimonio con la tua amatissima Franca, mancata poi improvvisamente. Un vuoto incolmabile, perché è stata tutto per te e tu sei stato tutto per lei. L'essere agricoltore è stato sempre il tuo orgoglio. Anche nel viaggio di nozze 2 pannocchie nel lunotto della Fiat 1100 ti hanno fatto compagnia. L'amore per la terra e la natura ti hanno contraddistinto. Una tua passione contagiosa che hai saputo trasmettere a me e ai tuoi 4 cari nipoti. Il nostro rapporto è sempre stato forte, anche se a volte con accesi confronti, ma poi una volta trovato il comune accordo si andava determinati e coesi. Abbiamo fatto tante battaglie e sacrifici, giorni e notti di lavoro per far crescere la famiglia e l'azienda. I tuoi 67 anni di partita IVA e i contributi versati sono esemplari e la dicono lunga sulla simbiosi con la tua azienda. Fino all'ultimo giorno le immagini del mais e della soia che crescevano nei campi ti hanno dato forza e fatto brillare gli occhi. Ai tuoi amatissimi nipoti Federico, Daniel, Riccardo e Kirill hai trasmesso la tua grande passione, anche con il solo sguardo degli occhi, saputo condurli verso gli studi di agraria e nella crescita della loro vita. Per Monica sei stato il suo secondo papà
e l'ultima stretta di mano ti ha dato forza per lasciarti andare. Con Francesca hai avuto lo stesso carattere di grande concretezza e laboriosità. Ed ora vai, tigre, a coltivare i prati celesti, dove puoi camminare mano nella mano con la tua amata Franca, tra campi coltivati a grano e mais, a incontrare nuovamente i tuoi genitori Elsa e Gino. Continua a vigilare su di noi e mandarci preziosi consigli. Ringrazio di cuore, a nome di tutta la famiglia, fortissimamente tutte le persone, medici, infermieri, amici, che ti sono state vicine con tanto amore in questi lunghi anni di malattia e inabilità, ripagati sempre da te con grandi sorrisi. Ringrazio anche Don Lino, Don Mario, Ezio e Ivo per averti puntualmente portato la comunione a casa e pregato per te. Grazie a tutte le persone, le autorità civili e militari che sono presenti qui quest'oggi, a darti l'ultimo saluto e che ci sono vicine in questo momento difficile. Ciao papà.